l'immagine contava moltissimo, eravamo proprio in quel modo, nel senso che uscivamo per strada in quel modo. Ho iniziato presto a portare gli anfibi, gli stivali, a truccarmi gli occhi e insomma quando andavamo per strada, ma anche quando siamo arrivati a Los Angeles, la gente ci guardava, è come se ci guardava. La Rox, io non sapevo neanche chi fossero, probabilmente nessuno lo sapeva in quel periodo, però era uno dei pochi gruppi nel mondo della musica originale e anche con le prime registrazioni, e quindi andare a fare questo provino con una band che aveva già registrato, aveva già fatto un demo, era già una cosa per me figa. Quindi è stata proprio una porcheria. Comunque mi hanno tenuto, perché avevo i capelli lunghi e per fare un certo tipo di musica il look contava molto. Da quel momento io mi sono trovato in una band che era già stata impostata da Matteo Tristano e Fabrizio Loschi, che era il batterista e il vero fondatore dei La Rox. Ho messo in piedi questo progetto. Fabrizio studiava in quel periodo a Los Angeles e come sono entrato nel gruppo Matteo mi ha detto: perché non vai a farti un giro a Los Angeles così conosci anche Fabrizio? Abbiamo cercato un cantante all'altezza per poter fare un certo tipo di musica. In quel periodo i riferimenti principali erano Guns N' Roses, Skid Row. Ricordo che abbiamo fatto un festival al vinile al quale ha partecipato anche un gruppo di Venezia che si chiamava Babylon. Nei Babylon cantava Graziano Kelly Gray, cantante calabrese di Soverato. Probabilmente ho iniziato come si faceva all'epoca, a registrare dei demo, a spedirli in giro, cercare di trovare gruppi anche fuori, perché in realtà io volevo andarmene da Soverato, non sapevo che non sarebbe stato il posto dove certamente avrei potuto fare qualcosa con la musica. Mi hanno visto suonare in un club con una band di Venezia, con i quali all'epoca militavo nel 1989. Mi videro suonare e gli piacque tanto il mio stare sul palco, la fisicità e la mia voce che mi contattarono. No, così ci siamo conosciuti in questa maniera. L'unica possibilità per mettersi in contatto era quella del telefono normale. Si lavorava a distanza e magari ci si spediva le cassettine. Noi abbiamo realizzato 12 brani, su cui poi ha lavorato anche lui. Una delle cose più belle è che mi sono trovato catapultato a fare un disco con una produzione di quasi 100 milioni di lire dell'epoca, in uno studio mega galattico che era lo studio di Gloria Gaynor a Genga. Io, siccome non riesco a stare dentro certe regole, mi avevano affibbiato anche qualcuno che mi controllasse la pronuncia e come dovevo cantare, che cosa dovevo, le inflessioni. Io sono sempre stata una persona molto ribelle anche da questo punto di vista, per cui era difficile starmi dietro. Uno degli episodi più curiosi fu quando, preso dall'ira una notte, una mattina, erano le 4:30, 5 del mattino, perché molte volte io amavo registrare di notte, c'era Simon dall'altra parte che registrava, io spaccai tutto, buttai un Neumann da un paio di milioni contro la vetrata dello studio, sfasciai mezzo studio e poi tirai fuori dalla tasca un coltello a serramanico e lo puntai contro Simon perché volevo accoltellarlo, ma perché ero arrabbiato, perché mi chiedevano di fare delle cose che io non riuscivo a capire il perché me le chiedessero.
Fanno sempre la stessa cosa, cercano di dirci come vestire, come mangiare, come scopare. In Italia viviamo in un mondo di merda. Quello che ci stanno costruendo, quello che ci hanno costruito i nostri genitori è tutta una cosa di merda. Non abbiamo lavoro, non c'è niente. Che la capiscano queste cose, stronzi! Siamo andati nel 92 a Los Angeles, tutti insieme. E mi sono ritrovato catapultato sul Sunset Boulevard a fare volantini dei nostri concerti insieme ai ragazzi e mi aspettavo che da un momento all'altro venisse fuori il tipo di Pretty Woman, il ragazzo di colore che urla e strilla a tutti: ehi, tu hai un sogno, perché se sei a Los Angeles vuol dire che hai un sogno da realizzare. E poi venne il Troubadour. Mi ricordo che andai a parlare con quella che poi era la direttrice del Troubadour, che altro non era che forse la prima manager dei Guns N' Roses, Vicky, che mi chiese: ma tu perché? Dammi un motivo perché io dovrei farti suonare al Troubadour. E io dissi: perché siamo bravi, perché secondo me è una figata, veniamo dall'Italia, facciamo del buon rock and roll e secondo me dovresti farci suonare. Please give it up all the way from Italy for La Rock! Non avevo la minima idea di come chiamarmi, però a me piaceva Kelly perché il cantante dei La Rox, che era una band padovana, glam, antecedente a noi, si chiamava Kelly Gray come nome d'arte, e per me era wow, cioè lui era un supereroe. E i La Rox erano fantastici, formidabili, incredibili, un po' troppo, nel senso che erano inarrivabili, era una band di Padova, ma che avevano il look di Los Angeles, quei capelli, quelle scarpe, quei vestiti, quindi li amavo, li adoravo, ma come idoli non avrei mai pensato, quando ero ragazzino, di poter diventare come loro, perché capivo che non era possibile. Il cantante era calabrese, veniva apposta a Padova per fare il demo, poi tornava giù, cioè per me era una cosa troppo avanti, non capivo come fosse possibile. Poi quelle rare volte che li vedevo camminare per Padova era come vedere veramente i Bon Jovi che passeggiano per Padova, cioè perfetti. Band come Crack House, band come Pink Lizard sono state influenzate moltissimo dai La Rox. Ho fatto, mi sembra, anche l'ospite in un paio di pezzi del loro album, quindi sì, c'era quello faceva parte del giro hard rock. La Rox mi ricordo, io vado proprio a terra, mi ricordo il loro manifesto, cioè proprio che in un certo punto aveva tappezzato Padova, mi ricordo. E mi ricordo dei gran capelli. Vabbè, che erano più grandi di me, mi facevano paura perché non capivo, ho detto: ma questi qua come mai hanno i capelli così? Tutti in quel periodo sognavano di fare un tour negli Stati Uniti, noi l'abbiamo fatto, siamo stati catapultati nella vita anche notturna di Los Angeles, perché comunque ho avuto possibilità di incrociare Lemmy dei Motorhead con il quale ci siamo fatti un pochino di drink insieme. Fondamentalmente una bella vacanza, abbiamo avuto delle belle soddisfazioni anche dal punto di vista musicale, ma sono arrivati anche i primi scontri. Graziano si è staccato dal gruppo e ci siamo trovati con un vero problema: sostituire un cantante di quel tipo. Lo ricordo come una città molto, molto piena di vita, i concerti erano sempre pieni di gente e comunque c'erano un pacco di ragazze, non mancava mai nulla, vestiti costosissimi, limousine.
cene, voglio, insomma, mi sono divertito parecchio. You can't put your arms around a memory. You don't try. You don't try. Don't try. Rock and roll.